Potenziare i controlli con il tampone e attrezzare gli ospedali del territorio in caso di aumenti dei ricoveri. L'ULSS 6 e l'azienda ospedaliera di Padova affrontano l'emergenza coronavirus seguendo linee precise. In un incontro con la stampa solo virtuale sono state comunicate una serie di iniziative. La capacità di analizzare i tamponi nei laboratori della sanità padovana è aumentata di 5 volte, mentre sono partiti anche i controlli dello Spisa nelle aziende per verificare il rispetto delle norme di sicurezza a garanzia dei lavoratori. Il prossimo obiettivo è quello di effettuare i tamponi a tutti i dipendenti, sanitari e non, portando la capacità a circa 3.000 tamponi al giorno, come afferma Domenico Scibetta, direttore generale dell'ULSS 6. Noi siamo partiti già da qualche giorno a fare i tamponi intanto a tutti gli operatori del sistema sanitario, ai nostri dipendenti, sia essi sanitari che amministrativi. È ovvio che tra le categorie di operatori sanitari rientrano anche i medici di medicina generale, i pediatri libera scelta, le farmacie. Sono presidi tutti fondamentali e indispensabili per poter continuare a garantire al meglio l'efficienza del sistema sanitario. Intanto l'ospedale di Schiavonia è diventato specializzato nei ricoveri di pazienti colpiti dal virus. I posti di terapia intensiva passeranno da 12 a 50, quelli in subintensiva saranno 50, i letti per i pazienti meno gravi altri 200. Il coronavirus ormai ha colpito 86 comuni della provincia sui 102 totali. Importante anche l'attività di accoglienza dei pazienti. Le tende all'esterno degli ospedali svolgono un fondamentale lavoro di triage senza far entrare le persone all'interno della struttura. A Padova, spiega il direttore generale Luciano Flor, si è arrivati ad accogliere fino a 450 persone al giorno, mentre sono calati drasticamente gli accessi al pronto soccorso. Al pronto soccorso noi siamo scesi da 250-300 persone al giorno a circa 120-130 persone. Quindi c'è un minor ricorso all'ospedale. Tornando ai tamponi, saranno fatti a tutti i dipendenti, 10.000 quelli dell'azienda, agli addetti delle case di riposo e a certe categorie di fornitori. Al momento non ci sono focolai di infezione in ospedale, ma solo casi singoli. Allo IOV invece, l'istituto oncologico, il triage si effettua all'esterno, poi ai pazienti che entrano vengono fornite le mascherine, mentre agli accompagnatori viene chiesto di attendere fuori per proteggere corridoi e stanze dell'istituto.